Con la giornata qua a Rovigo o il ristorante, pedavena, pizzeria, cos'è, bar? È eccetera, un bar, eccetera. è un bar molto importante, molto nel centro storico di Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, bar conosciutissimo, pieno di giovani. La sera, pomeriggio ci siamo noi che siamo un po' meno giovani, E diversamente ci giovani. diceva Diego che 100 anni fa cosa è nato qua sopra? Da queste parti il primo nucleo del Partito Comunista in Polesine, scissione di Livorno praticamente, anni 20 del Novecento. Ma tu quando parli di... No, visto che no, discutevamo nel senso- del retaggio, eredità, ideologia, massa in movimento, storia, sono avvenimenti che oggi sono un po', come dire, dimenticati. Ma il PC è rinnegato o dimenticato? Ma secondo me è più dimenticato che rinnegato, perché nel cuore soprattutto della generazione precedente alla mia, chi c'è stato dentro lo porta sempre, diciamo, nel cuore in realtà, come per quello che rappresentava in termini di impegno, militanza, insomma era come se era una religione una volta, era un impegno Certo. totalizzante. Certo. Però, come dire, c'è stata anche una grossa, no, rinnegata è una parola troppo negativa, però rimosso, ecco, siamo più forse sulla psicoanalisi che sulla scelta così consapevole di rinnegare o dimenticare una parte della propria vita di queste esperienze. Però un'esperienza importante che ha pesato nella nostra storia d'Italia, quindi ricordarla male non farebbe, ecco. Renzo, Mi dica, professor Maggi. sardine, cosa ne pensi? Le sardine sono una bellissima iniziativa, molto intelligente, nata a Bologna da bolognesi, poi bisogna tener conto che i mass media di adesso sono, soprattutto i social, si muovono come un fuoco, cioè tu dai fuoco alla benzina, la benzina boom, in un attimo si espande, e quindi, però sono nate, e probabilmente il tentativo riuscirà, per fare in modo che Bonaccini vincesse le elezioni regionali, in poche parole, portando più gente impegnata a sinistra ad andare a votare, che il problema adesso è questo. Io ritengo che, come abbiamo già detto in uno spritz Precedente di qualche decennio fa, di qualche anno fa, perché era l'anno scorso, che con fatica, però secondo me Bonaccini le elezioni regionali le vince. E già teniamo conto che gli elettori non scompaiono, non vengono mica, non vogliono, sono lì. Quindi il problema sono le motivazioni. Sono nate motivazioni nuove. Poi paradossalmente in un paese sempre un po' più vecchio, i movimenti giovanili che si accendono sono particolarmente interessanti e guardati con attenzione dai mass media. 2 telegiornali determinano il successo di un'iniziativa. E poi il tema, cioè noi ci fissiamo un po' troppo, no, su Bonaccini, che penso anch'io abbia buone possibilità di farcela, ma il problema poi per il PD e per l'alleanza di governo è capire cosa succede in Calabria, in Veneto, in Toscana, cioè tutto il resto che deve essere equilibrato. Penso che vinca il centrodestra. E questo è un problema grosso, perché adesso ci concentriamo tutti su Bologna, che è molto importante. Non è un problema grosso, per me è una cosa positiva. Ma vedi, il problema poi è stravincere, no? Perché vincere è un conto, se si stravince. Sai Diego, questo mi ricordo il 2005. Nel 2005 le elezioni regionali del 2005 le vinsero tutte le regioni del centro-sinistra. Al centro-destra rimasero solo 2 regioni, la Lombardia e il Veneto. Della serie i corsi storici, una volta te vinci, una volta te perdi. E tu come le vedi le sardine? No, io ho partecipato, ma quando mi hanno visto qualcuno sospettava manovre moscovite o peggio. Ero un cittadino curioso. Quando è stato qua a Piazza Garibaldi piena, un po' timoroso devo dire, perché poi, come Renzo sa, Rovigo è anche una città abbastanza tiepida in quanto a partecipazione popolare, a manifestazioni di folla. Invece ho visto parecchi giovani, famiglie, gente che secondo me col PD o con la sinistra, insomma, forse nel centro dell'urna, ma non conoscevo, ecco, quindi
un'esperienza importante, significativa anche per le idee che testimoniava. Poi se gente anche di centro-sinistra scende in piazza per dire vogliamo una politica un po' più decente, civile e decorosa, questo è un messaggio che va bene a tutti. Sì, è vero, è come i discorsi di Miss Italia. Non ci vedo né grandi dietrologie, e chi poi mi ha chiesto anche ma il PD, il PD purtroppo, per fortuna, oggi non ha la forza di manovrare movimenti, come dire, così estesi. Certo, adesso si guarda con attenzione, si guarda con piacere al fatto che c'è una parte, ecco, di società civile che non si arrende a un certo tipo di retorica o di discorso. A proposito di retorica, oggi si dice sovranista con termine. A proposito di retorica, non è molto facile adesso fare politica, nel senso che se vai in piazza fai un discorso tipo Miss Italia, tiri fuori 2 o 3 luoghi comuni e la gente ti segue. Questo è un fenomeno che è purtroppo figlio di una, consentimi, di una narrazione di una classe giornalistica iper superficiale. Poi purtroppo nei partiti, devo dire che il PD è l'eccezione che conferma la regola. Nei partiti non c'è più la selezione della classe dirigente, cioè una volta c'erano i congressi, adesso non c'è più quasi più nulla, le carriere vengono fatte per cooptazione, la cooptazione sei simpatico al capo o alla capa o al coso. Se questo paese è andato leggermente indietro, e uso un eufemismo, anche nelle classi istituzionali, è perché la selezione o la scelta della classe dirigente non ha più strumenti oggettivi, cioè uno può essere di qualsiasi partito, se è bravo di suo, non perché, sì, certo. Mentre avvengono altre cose, cioè tant'è vero che la classe dirigente dei comuni qualche volta sì, qualche volta no, ma è mediamente molto migliore di quello che c'è nel Parlamento italiano adesso. Ai tempi di Diego no, ma adesso perché? È stata una sviolinata, No, ma io ho una grande stima di Diego, che è uno che viene dalla politica, la conosce, dove è andato, ha potuto far bene, e ti confronti sempre in modo straordinariamente positivo e civile con lui. Fammi capire, invece ci sono altri suoi colleghi, ex colleghi, perché sono colleghi adesso, che insomma fa fatica, fa prima spiegare a una nutria teorie di geometria che non che questo qua ti esprima un concetto politico amministrativo, però insomma. E con questa senza volermi alla nutria, che ormai povera, è un animale tipico, povera, che è anche simpatica. Che è anche simpatica. Detto questo, a domani naturalmente. A domani, ci Grazie. vediamo. Tanti auguri. Tanti auguri.